Goletta storicamente è la barca dell'avventura, la barca del romanticismo, la barca di fine Ottocento, la barca di Corto Maltese, la barca di tanti avventurieri, e quindi è un simbolo molto importante e molto interessante nel mondo della marineria. La storia di Goletta Verde nasce tantissimi anni fa, no? Quasi 50 anni fa. Poi c'è la storia particolare dell'imbarcazione simbolo di Goletta Verde, che lo è stata per tanti anni, che è Cattolica, che è la Goletta Verde, diciamo, per antonomasia. E Cattolica è un'imbarcazione che ha una storia lunghissima, nasce nel 1936, non si sa bene se è costruita a Fano o a Cattolica. Comunque entra subito come barca peschereccia nella flotta di Cattolica. Durante la guerra, come tante imbarcazioni, viene requisita e utilizzata per trasporto truppe e materiali dall'altra parte dell'Adriatico in quella che poi diventerà la Jugoslavia. E continua la sua carriera fino alla fine degli anni '80 e a un certo punto viene messa in disarmo. Era destinata alla demolizione. Tra il 90 e il 92 la barca è stata completamente rifatta. Una cooperativa sociale di Rimini, quel periodo, era anche circolo di Legambiente a Rimini. Quindi l'imbarcazione veniva usata durante l'anno per le attività sociali della cooperativa e durante l'estate per fare Goletta Verde, la campagna di Goletta Verde. Quindi dal 2006 Cattolica fa la campagna di Goletta Verde girando tutta l'Italia, un anno in un senso, l'altro anno nel senso opposto. Nel 2010 io salgo a bordo per la prima volta al comando di Cattolica. Su Cattolica abbiamo fatto tutte le campagne e a fine 2016 abbiamo dovuto fermarla. C'era l'ipotesi della demolizione, ma era un'ipotesi che faceva troppo male a tutti. La prima volta l'ho vista a Rimini questa imbarcazione qua, assieme a Marco Gottardi, barca affascinante subito al vederla, chiaramente con delle problematiche, diciamo, di struttura che avevamo visto, e abbiamo deciso assieme alle Legambiente e assieme al Parco del Delta del Po, Ente Parco, di sistemarla e di portarla in cantiere all'Oreo. Vista è piaciuta subito. Innamorate di questo tipo di imbarcazione così storica e da sistemare, un bel restauro da fare e con grande lavoro e tanta passione. La Cattolica è stata la nostra Goletta Verde per 25 anni, ha evitato problemi ambientali al mare italiano, ad esempio l'assenza dei depuratori, ma ha valorizzato anche esperienze straordinarie di buona salvaguardia del mare italiano, e oggi ha una nuova missione, quella di fare informazione, fare sensibilizzazione e fare anche ricerca per salvaguardare quegli ecosistemi marini e anche quelle specie ittiche che oggi sono messe a grave rischio dalla crisi climatica. Goletta Lab rappresenta una piattaforma e quindi per noi è il modo per essere in mare con molta strumentazione anche tecnologica avanzata, che mentre la barca naviga consente appunto di monitorare, di capire dove sono gli animali, di raccogliere informazioni. E Goletta Lab rappresenta anche un luogo di formazione per i prossimi scienziati, per i prossimi biologi e veterinari che vogliono studiare questi animali. Un buongiorno a tutti da Gwendalina Ferro. Oggi in studio con me il presidente di Fondazione Goletta Lab, Giuseppe Toffoli, che è anche vicepresidente della Fondazione Cariparo. Buongiorno presidente. Buon pomeriggio a tutti. E accanto a lui abbiamo Sandro Mazzariol, praticamente per l'Università di Padova. Salve a tutti. Ma andiamo a scoprire di cosa parleremo oggi. Oggi parleremo del futuro di quella che è Goletta Cattolica, che è stata la prima Goletta Verde, simbolo di Legambiente, della campagna, insomma, del mare pulito, no? Che dopo 25 anni di lungo navigare adesso ha un'altra prospettiva, vero Presidente, che è gestita dalla Fondazione Lab. Presidente, facciamo capire ai nostri radioascoltatori qual è l'origine di Fondazione Goletta Lab e qual è la mission. Allora, Fondazione Goletta Lab è nata nel luglio del 2022 a seguito di un progetto che è stato elaborato dal Ministero dell'Ambiente e che ha coinvolto 4 soggetti fondatori, vale a dire
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Università degli Studi di Padova, Lega Ambiente Nazionale e Ente Parco del Delta del Po Veneto. Questi 4 soggetti insieme hanno inteso accogliere la proposta del Ministero di sostanzialmente rilanciare la vecchia antica goletta verde. Stiamo parlando di un veliero che ha quasi 100 anni, che è stato costruito nel 1936. Dicevo, farlo ripartire con una missione diversa da quella che invece lui ha abbracciato per tanti anni. Questo veliero ha fatto un po' di tutto, addirittura durante l'ultima guerra mondiale faceva trasporto di merci o anche di pietre dalla Croazia all'Italia, insomma ha fatto un po' di tutto. È stata dismessa un paio di volte, poi all'ultimo non è mai stata distrutta, diciamo così, è stata recuperata, e anche in questo caso la stessa Lega Ambiente che l'aveva dismessa non poteva più utilizzarla perché ormai a fine vita ha messo a disposizione questa imbarcazione che Ente Parco del Delta Po Veneto e Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo hanno risistemato. È stato un intervento lungo, oneroso, ma ne valeva la pena. Oggi questa goletta tutta in legno di Douglas è addirittura splendente, è completamente nuova. È stata creata un'aula studio all'interno di circa 30 posti e verrà dotata adesso, verrà completata di una strumentazione importante che servirà anche al monitoraggio ambientale, e quindi il progetto potrà finalmente avere inizio. Il progetto ha sostanzialmente due grandi funzioni. La prima è quella di ordine educativo, per capire soprattutto ai giovani l'importanza della difesa, della tutela dell'ambiente, capire che difendere l'ambiente significa difendere se stessi, e quindi arrivare a toccare la sensibilità dei giovani su questo tema e su questo punto. E noi stiamo lavorando proprio sulla scuola primaria e secondaria per farlo capire soprattutto ai ragazzini e ai più piccoli. E invece la seconda mission è quella dell'attività di ricerca, che è un'attività scientifica che tocca da un lato diciamo gli studi, perché abbiamo tutta la forza dei dottorandi di ricerca, evidentemente, no? E quindi dei ragazzi che si dedicano a queste iniziative, che per noi è importantissimo, e dall'altro lato le risultanze scientifiche di cui poi ci parlerà il professor Mazzaiol. Queste sono le 2 mission, ma se vogliamo ce n'è anche una terza che non possiamo dimenticarla, che è la valorizzazione dell'ambiente. Goletta staziona nel Delta del Po. Questo Delta del Po, voi sapete, circa 10 anni fa è stato è diventato riserva della biosfera da parte dell'UNESCO, grazie a tutta un'iniziativa portata avanti da varie istituzioni, e quindi quello che noi vogliamo portare avanti è proprio un messaggio importante. Il Delta del Po oggi è una delle zone meno compromesse da uno sfruttamento ambientale che in altri luoghi, sappiamo, è stato piuttosto pesante, e quindi anche questa iniziativa vuole continuare in questa direzione. Quindi il Delta del Po vuole mantenere la sua identità di area quasi di oasi, no? Quindi di area incontaminata, e penso che questo sia un contributo importante, quello che può dare Fondazione Goletta Lab in questa direzione. Certo. Cosa è stato fatto quindi nel 2024 di laboratori? Parlo di quanti ragazzi sono stati coinvolti e quali saranno le attività? Anzi, mi sembra che siano già in corso, vero, se non erro, i laboratori per i ragazzi. Il 2024 è stato un anno in qualche modo così sperimentale, perché siamo partiti subito con il piede giusto, facendo salire a bordo migliaia di ragazzini, oltre 4.000 ragazzi, con dei laboratori denominati a scuola di mare e di biodiversità. Si tratta di attività svolta in goletta cattolica ormeggiata, quindi non in navigazione, e quindi tutti i ragazzi della scuola primaria e secondaria sono saliti a bordo con
mi permetto di dire con un po' la soddisfazione un po' di tutti, insomma, sia nostra che delle scolaresche. Il risultato è stato assolutamente lusinghiero e questo ci fa molto piacere. Ma è stato comunque un primo anno, ecco, quindi con qualche anche difficoltà, le solite difficoltà che abbiamo all'inizio. La stessa Goletta non era ancora, e forse non lo sarà mai, del tutto completata, perché è un cantiere in continua elaborazione, la stiamo attrezzando sempre di più, ma chiaro che il 2025 avrà un impatto ancora superiore anche nei confronti dei più piccoli. Sì, infatti durante la famosa conferenza stampa in cui è stata presentata quest'anno numeri importanti di ragazzi che saranno coinvolti, già tutto un programma ben prefissato e cadenzato. Certo. Adesso non stiamo qui a dire tutte le date chiaramente, ma tanti ragazzi che saranno coinvolti. E professor Mazzariol, quindi l'Università di Padova, l'università appunto sarà protagonista di attività di ricerca. Ci racconti un attimo. Beh, allora noi stiamo seguendo questa opera che Fondazione, il Parco hanno messo in piedi per recuperare questo veliero, perché ci occupiamo di biodiversità. Ci occupiamo di diversità marina in particolar modo, ma è da 20 anni analizziamo quanto succede nel mare, in particolar modo ci occupiamo di delfini e di tartarughe. Sembra un eufemismo parlare di delfini e tartarughe qui da noi, però ci sono, molti non lo sanno, ma ci sono, e tanto che nel 2020 è stato istituito un'area protetta, chiamiamola così, un SIC marino, proprio di fronte al delta del Po, proprio in ragione della presenza abbondante di Tursiope truncatus, che è il classico delfino delfinario, e caretta, quella che la tartaruga marina che noi conosciamo. Nel 2021 poi c'è stato anche un episodio di nidificazione proprio sulle coste del delta. Per cui noi quello che faremo a bordo di Goletta è imbarcarci e navigare alla ricerca di delfini e di tartarughe per capire quanti sono, dove sono, per confermare quelli che sono i dati che raccogliamo, di presenza, di distribuzione e di abbondanza, ma anche per monitorare quelle che sono le potenziali minacce verso queste specie, in ottemperanza a quella che è una direttiva europea, quindi la direttiva Habitat, ma anche per rispondere ad altre direttive comunitarie che ci chiedono di monitorare costantemente la buona salute del mare, come la Marine Strategy. Sì, infatti mi dicevi sempre durante la famosa conferenza stampa ci sono diversi progetti che state portando avanti, ci dici anche gli altri? Devo dire che ne abbiamo veramente tanti, e proprio grazie alla collaborazione con il Parco e con Regione Veneto, ma anche con una serie di partner internazionali. Noi facciamo da riferimento per ACOBAMS, che è l'accordo per la conservazione dei cetacei del Mar Mediterraneo, Mar Nero e acque adiacenti. Lavoriamo con l'International Whaling Commission e per questo lavoriamo su scala internazionale. Tra questi abbiamo appena concluso un LIFE, il progetto LIFE Delphi, che mirava a ridurre l'impatto dell'interazione tra delfini e pesca. Speriamo che ce ne sia una nuova edizione, e in quella fase abbiamo monitorato anche insieme ai pescatori, perché stiamo cercando di coinvolgere in maniera attiva gli stakeholder che chiaramente vivono il mare. Accanto a questo abbiamo una serie di progetti Interreg, quindi progetti Italia-Slovenia, Italia-Croazia, che usano e useranno Goletta. Ad esempio il progetto Poseidone prevede di fatto la presenza di Goletta, che ospiterà delle summer school, cioè dei momenti non solamente di ricerca ma di condivisione di queste esperienze con degli studenti universitari e non solo, in modo tale che apprezzino la concretezza, la praticità appunto del vivere il mare e di studiare il mare direttamente in mare. Quindi navigheremo. Goletta, diciamo, dovrebbe raggiungere Trieste, e poi metteremo in piedi tutta una serie di attività di monitoraggio, quindi useremo dai binocoli, la fotocamera, agli idrofoni, ai droni, tutto quello che attualmente effettivamente viene utilizzato per monitorare la biodiversità e la qualità del mare. Certo. Quindi per il futuro, Presidente, quali altre attività in programma avete per questa Goletta cattolica? Allora, per il 2025 le presenze dei giovanissimi della scuola primaria e secondaria e dei laboratori estivi, perché comprendiamo anche i laboratori estivi dei comuni, no? Quindi mandiamo i ragazzini in Goletta anche nei mesi di luglio e di agosto. Dovremmo arrivare a circa 7.000 presenze quest'anno rispetto alle 4.000 dell'anno scorso.
Stiamo parlando di progetti attivati da Fondazione Cassa di Risparmio di Padre Rovigo e da Ente Parco del Delta Veneto. Quest'ultimo farà circa 100 laboratori, mentre il bando attivamente della Fondazione circa 80 laboratori. Ma poi sarà implementata anche l'attività in navigazione, oltre a quella prevista che vi ha appena citato adesso il professor Mazzariol. Sono previste iniziative anche del CNR, che realizzerà per conto della Regione Veneto 4 giornate di immersione scientifica a largo delle Tegnue di Chioggia, utilizzando goletta, e poi è allo studio una convenzione con ARPAV, anche questa per azioni di monitoraggio ambientale e di controllo dei parametri della qualità delle acque marino-costiere. Certo, quindi tante sono le cose già preparate, insomma già cadenzate. E per il futuro vuol dire più in là, professore? Beh, allora diciamo che alcuni di questi progetti continueranno anche per lungo tempo, ne ho citati alcuni che sono in fase ormai di termine, vedono il finish. C'è per esempio un LIFE che è iniziato da qualche tempo, ma che continuerà per ben altri 7 anni, quindi Life Nat Connect, proposto da tutte le regioni del nord dell'Italia, e in cui Regione Veneto e Parco Delta del Po sono partner, e che continuerà a alimentare questa attività di monitoraggio proprio per continuare a presidiare le condizioni e le buone condizioni del mare. Oltre a questo, proprio per facilitare tutte le attività di monitoraggio, quello che stiamo pianificando tutti insieme è quella di dotare di Goletta di strumenti sempre più innovativi, connessi, che consentono anche l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ad esempio per monitorare non solamente gli animali, ma anche per trasmettere in real time dati che possono essere importanti per capire come sta andando il nostro ambiente. Quindi pian piano metteremo telecamere, ROV, doteremo, insomma, diventerà più quasi una nave spaziale piuttosto che una vecchia, goletta che solca l'Adriatico, però cercheremo di coniugare quello che è il vecchio e valorizzato appunto dall'intervento di Fondazione con il nuovo, proiettandoci verso il futuro. Certo, tra l'altro prima non l'abbiamo detto in maniera specifica, ma l'anno scorso appunto quando è stata presentata in un porto di Albarella, insieme, affiancata l'altra a quella che ha preso il suo posto, la goletta verde di Legambiente, alla presenza tra l'altro anche del governatore Zaia, oltre a Legambiente, Fondazione, Cariparo e non solo, ma anche insomma le associazioni del territorio, le istituzioni e quant'altre. Presidente, un messaggio a chi ci sta ascoltando, se vedranno Goletta Cattolica navigare lungo l'Adriatico, insomma nelle nostre coste. Ma io posso solo dire che quando Goletta, prima del restauro, è stata portata nei cantieri di Loreo e ha attraversato i canali interni dal mare fino a Loreo, mi dicevano che tutta la gente che la vedeva passare si fermava sugli argini ad applaudire, perché è veramente qualcosa di emozionante. Ecco, un'imbarcazione che ha 100 anni, tutta in legno, la vedi passare, è un po' come vedere un'auto storica passare in autostrada, insomma, ecco, quindi è qualcosa di emozionante, al di là di quello che può rappresentare e al di là di quello che sta diventando, perché quello che ha detto poco fa il professor Mazzariol è una cosa sacrosanta e importante. È una barca storica ma ha dotazioni modernissime, ecco, quindi rimane collegata alla nostra età, al nostro mondo, nonostante abbia 100 anni. Certo, in questo momento dove si trova la Goletta? Adesso è nel porto di Albarella. È ancora là. Sicura, tranquilla, certo. che riposa. Un messaggio quindi a chi ci sta ascoltando, Sandro? Beh, speriamo di continuare questa collaborazione perché è fruttuosa e sta diventando veramente fruttuosa, un'interazione tra pubblico, privato, università, ricerca, didattica, educazione con un fine comune, e penso che se le persone ci accompagneranno in questa avventura, insomma, sapremo emozionare, ma soprattutto sapremo fornire tutta una serie di informazioni e interagiremo proprio a salvaguardia di quello che è la biodiversità, di quello che è il nostro contesto naturale, anche del patrimonio culturale. Certo, quindi
Sto guardando il presidente, l'appuntamento, presidente, sono costretta a dirlo. Lo dica. Ci rivedremo alla fine dell'estate per fare un po', non dico di resoconto, ma raccogliere i feedback anche dai ragazzi, no? Ma certo, Cosa assolutamente. Quello che ha detto il professor Mazzaiola è sacrosanto. Quello che stiamo facendo adesso è una cosa che soprattutto in Polesine è sempre stata in passato difficile, no? Un lavoro di rete, un lavoro insieme, unendo enti pubblici e enti privati per un fine comune. Insomma, ci stiamo riuscendo e quindi siamo fiduciosi di ottenere veramente dei risultati, perché ognuno dà il proprio contributo. Decisamente. Diamo appuntamento a fine stagione. Qualche foto sui delfini? Qualche foto, qualche video, qualche esperienza e storia emozionante. Dai, questo lo dobbiamo raccontare anche attraverso dei video e quant'altro, quindi l'appuntamento sarà, diciamo, a fine estate, che sarà poi un nuovo inizio, vero Presidente, per altre attività. Assolutamente. Grazie per essere stati con noi e auguro a voi e ai nostri radioascoltatori una buona giornata. Grazie a voi.